Finalmente i lavori di ripristino della pavimentazione sul ponte di Porta Santa Maria all'ingresso di Chioggia sembrano essere terminati. Venerdì 28 giugno prossimo è prevista la riapertura della corsia ora chiusa. In questo momento, come la scorsa volta, la pavimentazione si sta stabilizzando e si trova quindi a riposo. Prima della riapertura sarà necessaria comunque la valutazione da parte dei tecnici. A suo tempo, a seguito di una perdita, di una fuga di gas, è stato indispensabile l'intervento di Italgas per la messa in sicurezza e per la salvaguardia della salute pubblica. L'intervento della pavimentazione era stato completato da poco e si è dovuto intervenire in barba al lavoro appena fatto. A Pasqua di quest'anno lo si è potuto dire concluso l'intervento di Italgas e si è provveduto a tamponare con asfalto e poi ripristinando ora la pavimentazione originaria in trachite. Benissimo. E per questo abbiamo esordito con un finalmente. La pavimentazione come nuova l'abbiamo vista su quella corsia effettivamente per poco tempo. Ora si è provveduto a togliere i tacconi e a rifare un lavoro a regola d'arte. Al momento il traffico in uscita da Chioggia si è spostato sulla corsia ad est e anche qua la pavimentazione sarebbe, ahimè, da rifare. La trachite è rotta in più punti, presenta fratture, il rumore che produce al passaggio delle ruote in alcuni tratti è lo stesso, dimostra la stessa precarietà di buona parte delle piastrelle che ricoprono Corso del Popolo o la carreggiata della fondamenta dell'Usenzo. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Buongiorno, ieri la Giunta Armelao e Energia Civica di Maria Rosa Boscolo hanno presentato la nuova tassazione Tari per l'anno 2024. Quindi ci hanno detto quello che i cittadini di Chioggia e le imprese dovranno pagare per quanto riguarda la tassa rifiuti. Lo fanno con grave ritardo, arrivano all'ultimo minuto. Entro fine mese deve essere approvato questo provvedimento, potevano farlo e discutere soprattutto con la città e con la politica in tempi più lontani, ma lo fanno sempre con questo metodo, arrivare all'ultimo minuto perché la città non riesce a capire esattamente qual è il salasso che deve pagare su questa tassa. Cosa succederà per il 2024? Così come negli anni passati ci sono stati aumenti tra l'8 e il 10% reale per le famiglie e per le imprese, quindi già un aumento l'abbiamo subito in 2 anni del 20%, quest'anno ci saranno aumenti che variano tra il 10 e il 16%. Una famiglia dovrà pagare, di 2 persone, dovrà pagare 50, 60, 70 euro in più rispetto all'anno scorso. Le imprese si vedranno appesantito il pagamento di questa tassazione dovuta alla modalità anche con cui l'amministrazione comunale intende colpire le imprese nella nostra città. Allora, qual è il tema? Armelao aveva promesso che avrebbe abbassato le tasse sulla Tari, invece in 3 anni ci troviamo con un aumento attorno al 30% che appesantisce soprattutto chi è in difficoltà, le famiglie che già dovranno vedere un aumento di IRPEF, vedere un aumento collegato ai buoni scuola, a una serie di altre tassazioni che Armelao sta mettendo in campo. Quindi altro che il sindaco che doveva abbassare le tasse, questo è il sindaco che aumenta le tasse per cittadini e imprese. Noi diciamo no a questa modalità, si doveva lavorare per ridisegnare il servizio di pulizia della nostra città, lavorare per migliorarlo e lavorare soprattutto, se possibile, per mantenere almeno quella che è la tassazione che normalmente viene fatta in tantissime altre città. Ecco, chiudo dando questa notizia purtroppo e in contempo ieri non solo hanno
deciso di aumentare le tasse sulla Tari, ieri tolgono 100.000 euro circa per lo sfalcio e il mantenimento del verde della nostra città. Tagliano sul verde, sappiamo benissimo come è messa la città, buche dappertutto. Questa è la gestione Armelao con l'entrata in campo di Energia Civica che gli fa da stampella. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Nuove pratiche fraudolente messe in atto colpendo le strutture ricettive. È il presidente di Federalberghi, Giuliano Boscolo Cegion, a dare l'allarme. Essere informati e consapevoli di tale pratiche può aiutare a non incappare nell'inganno. Il modus operandi di questa truffa vede come protagonisti millantanti appartenenti alle forze dell'ordine. A nome dell'arma prenotano chiedendo di pagare anticipatamente con una carta di debito che affermano appartenere alla loro caserma o alla loro legione. L'albergatore, fidandosi, accetta il pagamento anticipato, addebitando l'importo sulla carta che è stata fornita. Dopo qualche giorno i truffatori chiamano la struttura ricettiva, vittima del tentativo di truffa, informando che l'evento a cui avrebbero dovuto partecipare è stato spostato, chiedendo quindi un rimborso, ma non sulla carta di debito con cui era avvenuto il pagamento, ma su un altro conto corrente. La struttura ricettiva effettua il rimborso richiesto, ma in seguito il circuito della carta di debito richiede una procedura di rimborso in quanto la carta utilizzata risultava rubata o clonata. La struttura ricettiva si ritrova quindi a rimborsare il circuito della carta dopo aver rimborsato già i truffatori. Nel frattempo il conto corrente utilizzato per il rimborso ai truffatori è già stato chiuso. Come tutelarsi da tale truffa? Verificando in primis l'identità di chi effettua la prenotazione, nel caso in cui si dichiarino appartenenti alla forza dell'ordine, verificare anche direttamente con la caserma, non effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quello da cui è stato effettuato il pagamento originario. Per tutelarsi contro le truffe in genere si dovrebbero implementare le procedure di verifica, segnalare alle forze dell'ordine le attività sospette e formare il personale. Cegion ci informa che Federalberghi sta lavorando per sensibilizzare gli operatori del settore e collaborare con le autorità e contrastare questo fenomeno. La collaborazione e la condivisione di informazioni tra le strutture ricettive possono essere strumenti potenti per prevenire ulteriori casi di truffa. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Chioggia Ortomercato del Veneto si dimostra una società solida chiudendo il bilancio con un utile di oltre 36.000 euro. Il comune pertanto non ha oneri diretti o indiretti a proprio carico. Ortomercato ricorda che grazie alla collaborazione con il Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP e con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo si riesce a fare anche un'attività promozionale con riscontri positivi, potendo partecipare a fiere tra le più importanti del settore, quali Fruit Logistica di Berlino e il Mac Fruit di Rimini. Rispetto allo scorso anno il fatturato del radicchio tondo è aumentato del 200%, quello del radicchio lungo del 90%. Le condizioni climatiche estreme che si sono vissute hanno certamente influito sulla resa per ettaro, ricorda Palo, che lamenta la mancanza di un catasto dei terreni messi a dimora per radicchio e quindi dati certi. Chioggia Ortomercato del Veneto, continua l'amministratore unico, è un punto di riferimento nazionale e non solo e ha un ruolo strategico per gli addetti del settore radicchi proprio per la formazione del prezzo. Spesso il valore concordato del radicchio deciso sul campo rasenta il valore del costo della produzione, influenzando quindi negativamente anche le aste.
In tal senso si muove l'impegno di Palo, dei soci operatori in Chioggia Ortomercato, cercando un consenso tecnico presso gli enti preposti al fine di istituire un catasto, certificando i costi di produzione dei radicchi veneti. Secondo Palo, con questi strumenti si potrebbe mettere in trasparenza il sistema produttivo, contrastando concorrenza sleale e caporalato. In tal senso si è chiesto un incontro con l'assessore all'agricoltura, preceduto dall'invio di una relazione. Al momento, afferma l'amministratore unico, nessun riscontro. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.